né censura. Va ora in onda Chilometro Zero, agricoltura, pesca e ambiente, a cura di Lorenzo Viviani. Buonasera, a voi la linea. Buonasera a te, saluto la regia, grazie naturalmente a voi radioascoltatori. Siamo di nuovo sulle frequenze di Radio Libertà. Scusate, ma sono sempre trafelato, arrivo sempre con questa corsa perché non riesco mai a arrivare giusto all'appuntamento, sono sempre un ritardatario cronico. Io sono Lorenzo Viviani, voi siete collegati con Chilometro Zoom per questa oretta che faremo insieme. Naturalmente la prima parte agricola, la seconda vedremo e vi diremo un po' cosa faremo, ma intanto vi presento l'interlocutore che è dall'altra parte dell'etere, dall'altra parte con questo sottofondo sverde. Sembri quelle cose, cosa ci mettiamo dietro quel sottofondo verde poi? Sembrano quelle cose tipo nel cinema, lo sai che ti dovresti mettere pieno di sensori, no? Tutto verde che ti muove. Ma questo è infatti uno sfondo da cinema, perché la chroma key che si trova dietro di me e che in teoria mi serviva per registrare lo spazio del nostro Ale Musella, ma purtroppo stasera non siamo riusciti a registrarlo per un inconveniente tecnico a uno dei suoi cellulari, quindi stasera non avremo Musella e quindi tutta quella parte della trasmissione sarà a telefono aperto. Quindi io però a questo punto ho detto vabbè, ogni tanto bene mostrarsi, almeno lo vedono che siamo vivi, esistiamo, non siamo delle voci virtuali. Poi volevo far notare che stasera ho una bellissima cravatta Trussardi originale degli anni '80 con molto socialismo craxiano che si intona perfettamente alla mia camicia e che mi rende molto elegante. Anzi, a proposito, Natalia, buonasera e ben trovata. Senti Natalia, facciamo affidamento sul tuo gusto femminile. Come mi sta sta cravatta? Benissimo. Natalia, dai. Sono però di parte. No, ecco, si sentiva proprio, si sentiva che era falsa Natalia, eri un po' falsetta. No, vabbè, lo chiediamo alle ascoltatrici. Lo chiediamo alle ascoltatrici che ci stanno vedendo sul canale video, decideranno loro. Ecco. Va bene, invece ho un bel collo alto, vi dico la verità, perché da quando non devo mettere più la c'è cravatta... il lupetto. C'ho il lupetto. Però abbiamo lo stesso colore, io il gilet, tu il lupetto. Siamo un marroncino, color cacchina fresca, insomma, quella quando ti viene mal di faccia per la congestione. Un beigetto cacchina. Detto questo, sono 17:41 minuti. Oggi vi parleremo, dato che parlo dalla cacchina a passare alla cucina italiana, non è che sia proprio bello parlare, come quando parli a tavola di certe cose dici, ma magari evitiamo, però dato ormai sapete che è quest'ora di completo delirio che cerchiamo di mantenere, ci sforziamo di essere scemi, non siamo normalmente così, ve lo dico. Infatti Zappa, che avete sentito, fra parentesi, questo pezzo, ora parentesi non lo conoscevo neanche io, deve essere un pezzo almeno degli anni 90, se non mi sbaglio del 94, è nella fase diciamo in cui componeva musica classica, naturalmente è un po' duretta da ascoltare, però si sente la genialità, è comunque l'anticonformismo del vecchio Frank. E questo pezzo era Christmas Values. Io c'ho il gatto qua che mi sta passando davanti, come tutti i gatti adesso si metterà davanti alla telecamera, ma partiamo
presentacelo, come si chiama il gatto? Il gatto si chiama Gatto, però togli la gatto coda. E basta, non gli avete dato un nome Fuffi? No, allora, dato che io Bertoldo. recuperiamo tutti i randaggi, il nome che ci è stato dato dal gattile era Lovely. E non è che mi faccia impazzire, ma giustamente perché cambiargli il nome in corsa, quindi l'abbiamo lasciato. Ma dato che Lovely non mi fa, è un miccione che si merita questo appellativo, questo nome, questo nome perché è veramente una frittellona. Però non è che mi faccia impazzire, allora lo chiamo Gatto e buonanotte. Ecco, detto questo, parliamo di cucina italiana perché, come ben sapete, è diventata patrimonio UNESCO. C'è anche un po' di maretta, quindi avremo un ospite. Non abbiamo voluto intervistare politici, non abbiamo voluto intervistare. Abbiamo un amico di Radio Libertà che è uno che cucina italiana la conosce abbastanza bene. Come ci ha detto, ma ha detto oggi anche l'amico Antonino, perché scrive anche sul televideo, perché c'è ancora qualcuno che guarda il televideo. Io sono sicuro che te guardi il televideo. Mi piaci perché guardi il televideo. Ci piace, come dice il Semi. Lo amiamo perché guardi ancora il televideo. Ma il televideo è stupendo, cioè è una macchina perfetta che va dritta al punto, senza pubblicità, senza banner, senza rotture di balle. Io ci guardo le previsioni del tempo, i programmi alla serata, cosa c'è alla radio, tutte queste robe qua. Ci seguo le partite della Vibonese quando non mi è possibile seguirla in altro modo, e poi c'è da pagina 400 in poi l'almanacco. Ti racconto questa cosa. Nei miei primi tempi, poi col cellulare abbiamo bypassato qualsiasi tipo di previsione meteo, perché ormai hai dei siti che addirittura ti dicono l'orario in cui cambia da Scirocco a Libeccio con una precisione maniacale. Cioè sono diventati utilissimi per muoversi in mare. Poi ci vuole sempre un po' di sesto senso che il buon Naccia, il comandante supremo, però ti aiutano tanto nella quotidianità. Però una volta, quando non c'erano le previsioni, a parte prima c'era su HF il bollettino, ti mettevi lì ad ascoltare, che girava su 68, no? E tutto il tempo, no? E poi però c'era anche il famoso televideo, ed era anche, avevamo provato anche a far passare, perché c'era la tassa della RAI, come un mezzo che in effetti veniva ancora utilizzato fino a qualche anno fa. Adesso in verità sarebbe abbastanza stupido perorare questa causa e non far pagare il canone ai pescatori, ma veniva utilizzato soprattutto la televisione a bordo, perché col televideo te riuscivi sempre ad avere comunque un aggiornamento, guardavi, stavi attento, perché veniva rimesso un po' il bollettino aperto, no? No. Anche se alle 6:45, se non sbaglio, su Radio 1 fanno il Bol Mare la mattina presto. Non ti ho sentito, scusami Antonino. Anche se dico, Radio 1 continua ancora a fare il bollettino del mare, mi pare alle 6:45, non vorrei sbagliarmi. Non lo so, però diciamo che ormai è una cosa un po' passata. Natalia, se possiamo sentire il nostro ospite, magari così le diamo il tempo che si merita. No, il bollettino era una cosa, era un rituale. Adesso con la velocità del mondo lo devi vedere subito, immediatamente, però ti dico, c'è anche una precisione. Una volta sì, era un bollettino, veniva aggiornato, veniva aggiornato. Adesso tu vedi la freccettina di come ti viene il tempo, ti viene il mare, come cambia, e ti permette di lavorare molto meglio. Poi fidarsi fino a un certo punto, perché poi sai, la tua pelle non li lasci sempre la vita in mano allo smartphone, capiscimi bene Antonino, insomma, ti fermi un attimino prima, però ti dà un aiuto. Sì, questo sicuramente. Tra l'altro, ora che mi ci fai pensare, vediamo un po'. Dunque, cavolo, non c'è il Bol Mare, possibile? Se voi cercate su YouTube, vi voglio raccontare questo. Se voi cercate su YouTube, c'è un filmato, si chiama Ecco la radio del 1940, filmato ovviamente propagandistico, fatto al tempo, insomma, di lui, e in particolare si presenta la radio italiana, l'EIAR, l'Ente Italiana Audizioni Radiofoniche, e in particolare
qual è la particolarità? Già negli anni 30 e 40 la radio dava il bollettino dei naviganti e infatti c'è una scena in cui la radio viene ascoltata a bordo di un peschereccio che sta manovrando nel mare Tirreno, probabilmente in tempesta. Carino, e quindi la radio carino. interviene ad aiutare pure la pesca. Comunque il nostro ospite è già alla radio, è già al telefono, ma adesso arriva anche in radio, ovviamente. Buonasera ad Alessandro Circiello, ben trovato. Buonasera a voi. Ciao chef, allora cosa ne pensi di questo patrimonio UNESCO? La cucina italiana è diventata patrimonio UNESCO. Ora, poi c'è chi subito ha aperto, diciamo, un po' il match politico su questa cosa, creando anche, diciamo, insomma, dicendo però siamo arrivati dopo Francia e Giappone dopo diversi anni, però non l'abbiamo presa per i motivi giusti, è un po' troppo da cartolina, ci battiamo il petto ma ci sono mille problemi, che devo dire la verità per certi versi è giusto, a me le smielate non mi piacciono quando poi non ci sono i contenuti, però te da chef, da cuoco italiano, da rappresentante della tua categoria, come l'hai presa questa cosa? Facci sentire un po' l'emozione, negativa o positiva, senza filtri qua, puoi dire quello che vuoi. No, ma è tutto positivo, chiaramente è una notizia ottima, ma soprattutto perché è l'unica cucina al mondo che è stata riconosciuta dall'UNESCO per la sua integralità. Che vuol dire? Che altre cucine francesi e anche di altre nazioni hanno riconosciuto 5, 6 ricette, 10. Noi l'intero patrimonio della cultura gastronomica della cucina italiana, perché la cucina italiana è molto varia, cambia. In ogni comune, regione, anche lo stesso piatto si fa in modi diversi. E chiaramente questa è la fase principale. E al di là di questo, che è un bene per tutti noi, ci sono 3 concetti che penso cardini. Cioè, a cosa serve il patrimonio UNESCO della cucina italiana? Serve che praticamente ci saranno 3 vantaggi, penso, no, per tutti noi, che tantissimi turisti in tutto il mondo verranno in Italia come primo punto, non solo per la bellezza, quindi per i musei, i paesaggi, la storia, vengono per mangiare del buon cibo e del buon vino, quindi per assaggiare questa tipicità, autenticità che cambia da regione a regione, a comune in comune. E poi la seconda. Ma ti faccio una domanda, Alessandro, ma Prego. Ma non c'era già, scusami, ma non c'era già questo sentimento, secondo te? Io faccio un po' il punzecchiatore, stasera sono un po' maligno, anche se naturalmente sono pienamente d'accordo con quello che dici, ma non c'era già, cioè secondo te eravamo per certi versi meno conosciuti che i francesi o i giapponesi, ma parliamo dei nostri cugini. Secondo te loro sul tema vino, devo dire la verità, hanno lavorato meglio in passato e abbiamo forse ancora qualcosa da imparare, diciamo, su come si promuove soprattutto. Ma c'era più un tuo omonimo, un tuo collega francese, ecco, è più conosciuto, è più rinomato a livello mondiale come cuoco francese rispetto a un cuoco italiano? No, non si parla della figura professionale, si parla che nel mondo, nei principali alberghi 5 stelle, ma anche navi da crociera, qualsiasi contesto lussuoso al mondo o anche contesto medio, normale, di trattoria, la prima cucina che è presente al mondo è quella, la prima è la giapponese, anche se fatta male, quindi parlo di magari cineserie varie, la seconda è la francese e la terza è l'italiana. Cioè in qualsiasi posto al mondo vai, questi 3 sono i segmenti ristorativi che trovi. Quindi a livello di numerica non parlo di più buono o meno buono, ma al di là di questo che è importante, i 2 aspetti fondamentali per il riconoscimento UNESCO sono uno, e te l'ho detto, il secondo è la salubrità, perché la nostra dieta mediterranea è proprio la base della piramide alimentare, quindi della longevità, delle blue zone. L'Italia e il Giappone hanno le blue zone, quindi sono prodotti che fanno bene alla nostra salute, cioè la nostra cucina italiana è quello che dovremmo mangiare per vivere più a lungo. Quindi questo emblema, questo sinonimo di eccellenze messe insieme non ce l'ha nessuno. E la terza fase è l'indotto economico, perché dall'altra parte del mondo comprano i nostri prodotti, li richiedono e quindi si può contrastare, penso il governo ha più
diciamo, situazioni in mano per andare a contrastare l'Italian sounding, tutto ciò che è il falso alimentare. Chiaramente si assaggiano i nostri prodotti originali, poi non comprano i fake, quelli falsi. E quindi questo è l'indotto economico che aiuta gli agricoltori, i pescatori, aiuta tutto il nostro comparto che va a vendere di più. Io ad agosto ero ad Osaka per l'Expo di Osaka, in un grande albergo giapponese, ho mangiato un'ottima carne giapponese, no? Che è la più costosa al mondo, e questo cuoco cucinava la carne con un olio di sansa, un olio di colza, di bassissimo profilo. Gli ho detto, perché rovini questa carne con quest'olio così? Lui non conosceva l'esistenza dell'olio extravergine italiano. Gliel'ho spiegato e poi mi ha scritto che l'ha comprato. Questo che vuol dire? Che in questo modo anche chi non lo usa il nostro prodotto lo usa perché è sano, fa bene, è nutraceutico, ha funzionalità anche mediche sotto certi aspetti. Assolutamente. Antonino, vai. Chef, io però, vabbè, intanto ho seguito gli interventi ne parlavamo prima delle foto con il panettone. Com'è questo panettone made in Cerciello? Ormai lo fanno tutti il panettone, tutti fanno la pasta al pomodoro, la carbonara, e quindi è difficile fare il panettone, nel senso che tutti abbiamo il gusto, no, della pasta, della lasagna, della pasta che fa la nostra mamma, la nostra nonna. Ma sai, il panettone alla fine è un ingrediente tradizionale. Secondo me al nord si fa sempre meglio, a Milano è tradizione, quindi lì è sicuramente un prodotto di eccellenza. L'unica cosa che dovrebbe rimanere tradizionale, cioè ormai fanno tanti gusti di panettone, no? Al pistacchio, al cioccolato, all'amarena, sembra quasi un dolce. E quello classico deve essere quello tradizionale, con le arance candite, con l'uvetta, con l'uvetta messa a mono del vino, il burro buono. E quindi questo dovrebbe essere tradizionale, quello, perché tutto il resto poi sembra quasi un dolce. Che dite voi? Direi sono sempre per mantenere la tradizione, che è la cosa più importante. Alessandro, ora io non so se prego. sono solo io che sento male Antonino. Sì. Antonino, ti sento un po' strappi, secondo me devi togliere il video perché ti sento proprio male. Ti volevo dire quanto è importante... Sì, lo tolgo che così recupero un po' di banda. Degli ingredienti, te ce l'hai detto, però ti riportiamo un po' al tema agricolo, no? Perché se c'è una cucina italiana c'è perché c'è una tradizione dell'agroalimentare anche che, insomma, vi dà poi voi li mettete, diciamo, li mettiamo nella quotidianità in cucina, ma voi che siete professori, siete quelli, gli ambasciatori del nostro agroalimentare in giro per il mondo e nel nostro paese, li mettete insieme in maniera meravigliosa, però avete anche degli ingredienti e dei prodotti che sono veramente delle eccellenze, forse anche rispetto a tanti prodotti anche dei nostri vicini che secondo me hanno anche una standardizzazione molto più elevata rispetto alle varietà che possiamo avere a livello italiano. Quanto è importante anche questo substrato enorme di prodotti dell'agroalimentare, dal prodotto fresco al prodotto lavorato? È fondamentale, diciamo, tutto parte dalla materia prima. Stanno i cuochi esaltarla o anche rovinarla. Voglio dire, se bruci un prodotto, lo cuoci troppo, lo cuoci male, lo vai completamente a rovinare. Quindi anche questo fa la differenza. Ecco, la tecnica di cottura è fondamentale. Mi ricordo un grande maestro della cucina, Paul Bocuse, il più grande cuoco al mondo, provava i suoi cuochi e gli chiedeva: entrate in cucina e preparatemi un uovo al tegamino. Lui vedeva come facevano sto al tegamino e vedeva se assumerli o non assumerli. Quindi un piatto banale, scontato. Anche l'uovo al tegamino ha la sua scienza. Assolutamente. Bene Alessandro, io ti ringrazio perché comunque ci ha portato una testimonianza, abbiamo sentito da un addetto ai lavori, da un amico di Radio Libertà, sì, però da un addetto ai lavori, insomma anche come ha preso questa notizia che secondo me sicuramente è un orgoglio per noi, per l'Italia, per tutti quelli che lavorano nell'agroalimentare, ma diciamo anche nella nostra quotidianità come, insomma, da italiani, però devo dire la verità che secondo me loda anche, diciamo, il vostro lavoro e da un'ennesima medaglia vi potete portare anche, diciamo, siete diventati nel vostro lavoro e nella vostra, diciamo, attività quotidiana patrimonio UNESCO.
Io ti ringrazio Alessandro, poi ci risentiamo magari anche per Natale per sentirci un po' magari cosa metti in tavola in quel di Roma. Ciao Alessandro. Quando vuoi, è un grande piacere e a presto allora per le prossime ricette. Grazie. Cari saluti. Grazie Alessandro Circiello. Grazie mille. chef. Il nostro chef, tra parentesi, Grazie. ricordiamo che è, insomma, è anche componente di Federcuochi Lazio, quindi insomma che si occupa proprio anche di sindacato per la cucina, quindi una cucina sindacalizzata, no scherzo, più che altro una rappresentante di categoria. Antonino, cosa mi racconti? Dal sfondo verde adesso vediamo solo il tuo faccione standard. Sono tornato al faccione standard perché chiaramente magari consumava un po' troppa banda e di conseguenza il mio audio poteva andare, diciamo, a scatti. Poi il punto è questo: cucinare, la cucina. Io l'ho scritto su Italia Oggi il giorno dopo. La cucina, questo premio non è un premio per tutti quegli chef, sai, non è il caso di Circiello, grazie a Dio, che sdottoreggiano in televisione sul valore politico della carbonara, della ribollita o su come si vede il mondo quando mangi un piatto anziché un altro. Perché se anche mangiare, che è uno dei più grandi piaceri della vita, cominciamo a farci sopra delle masturbazioni mentali a base politica, filosofica e così via, non ci arriviamo più. Questo premio, secondo me, è un premio a tutte quelle donne che poi lo hanno insegnato agli uomini, quelle donne che hanno cucinato, sfamato gente nelle loro trattorie, non necessariamente nelle case degli italiani, nelle famiglie, nelle loro trattorie e così via. E mi piace pensare che questo sia un premio per la sorella, che le rappresenta idealmente tutte, o per Aveninchi, che negli anni 70 portò la cucina in televisione con questo programma dimenticatissimo, A tavola alle 7 del 1974, dove il suo partner era niente meno Luigi Veronelli. Ma scusami, mettiamoci anche la tua zietta, Antonino, allora, scusami, perdonami. Sì, ma mia zia Santina, pace all'anima sua, non aveva purtroppo un programma televisivo, ma stai tranquillo che davanti a un po' di chef attuali che vanno in TV a sdottoreggiare gli avrebbe alzato le mani. Il tono della zia di Antonino e la ricetta che è passato, perché devo dire mi è passato, sì, messa in atto in Liguria con tonno rosso fresco, è stata solamente, per dire, un grandissimo spettacolo. Guarda, devo dire la verità, mi ha emozionato, devo dire la verità, me l'ha fatto la mia mamma, quando le hai parlato di quella ricetta, l'ha voluta applicare, devo dire, è stato prodotto naturalmente di super qualità, però devo dire con la cipolla è stato veramente superlativo. Ma sono le 18, sì, sono scoccate le 18 e cosa c'è alle 18? C'è Liberamente con il nostro direttore responsabile Giovanni Sallusti. A te la linea, Giovanni. A dopo. A dopo. Avete ascoltato Chilometro Zero.